Ben ritrovati amici della Wii Sport con l'appuntamento dedicato al campionato giovanissimi regionali per la 19ª giornata del girone C. Siamo al Garden Sport di Midi per raccontarvi della sfida tra Città di Messina e Giardini Naxos. Da una parte i padroni di casa, i giallorossi, che dopo una settimana che li ha visti scendere in campo per ben 2 volte grazie alla vittoria sulla Free Time per 0-1 e alla sconfitta nel recupero contro la Folgore per 3-1, sono a quota 24 punti in classifica in piena rincorsa playoff. Dall'altra parte risponde il Giardini ospite, che nell'ultimo turno ha giovato del turno di riposo ed a quota 11 punti in classifica al penultimo posto. Andiamo a vedere le scelte delle due formazioni partendo da quelle di mister Fiumara, che schiera Frisone, Spadaro, Panetta, D'Angelo, Venuti, Gugliandolo, Auliera, Frisone, Andrea, Fiumara, Maceli e Gemellaro. Dall'altra parte risponde il Giardini con Dovara, Costanzo, Muratori, Finocchiaro, Di Bella, Papa, Bavastrelli, Millauro, Scuderi, Santoro. E sembra essere tutto pronto. Maglia rossa, pantaloncini blu e calzettoni bianchi per il Città di Messina, completo nero-azzurro invece per il Giardini. Siamo passati con l'ausilio delle immagini a cura di Federico Longo a raccontarvi del primo tempo. C'è subito un calcio di punizione per il Giardini, riesce a parare bene Frisone, poi spazza la difesa del Città di Messina. Il tentativo era stato di Di Bella, il capitano del Giardini, che però ha trovato l'attenta risposta del portiere. Dall'altra parte il Città di Messina prova anch'esso a farsi vedere in zona gol. C'è la conclusione dalla distanza da parte di Maceli, che sfiora il palo, prova a scaldare il piede il numero 10 di mister Fiumara. C'è poi un calcio di punizione, finta di Maceli, Venuti ci prova, deviazione e palo clamoroso. Città di Messina a un passo dal vantaggio. Rivediamo la astuta conclusione da parte di Venuti, che va a sbattere sul piede di un avversario in barriera e poi colpisce il palo. Città di Messina che adesso vuole il gol del vantaggio a tutti i costi, riesce a farsi vedere nuovamente in avanti. Qui il lancio di Venuti non viene toccato da nessuno, arriva il tocco di Auliera sotto porta che porta in vantaggio il Città di Messina. È 1-0 grazie alla rete del numero 7, la sua zampata al 24esimo porta avanti i ragazzi di mister Fiumara. Era importante sbloccarsi per Auliera, che poco dopo combina l'inferno sull'auto di destra, entra in area di rigore e trova il gol del 2-0. Sono passati 3 minuti e c'è stato un 1-2 pazzesco delle Città di Messina, che è andato in rete per 2 volte, sempre con Auliera. La seconda veramente di pregevole fattura, amici della Wii Sport. Al 26esimo è 2-0 tra Città di Messina e Giardini. Festeggia con mister Fiumara, era uno degli uomini più attesi nella formazione delle Città di Messina, che continua ad attaccare. Qui Maceli va a seminare il panico nella difesa avversaria e viene atterrato così dal difensore. Non lo riescono a prendere in nessun modo al numero 10, che poi scarica il destro all'angolino basso e il gol del 3-0. Città di Messina che continua a segnare ed allungare sugli avversari. Al 29esimo continua il periodo magico di Maurelio Maceli, in gol ormai da parecchie giornate consecutive. Sta cercando di trascinare al successo playoff i suoi, viene così portato in cielo da capitano Panetta. Poi calcio di punizione dall'altra parte e arriva il gol di Muratori, che prova a rimettere in gioco il Giardini. Conclusione dalla distanza al 35esimo, a pochi secondi dal duplice fischio. Il numero 4 porta sul -2 il Giardini. Come detto, di lì a poco arriverà il doppio fischio da parte del direttore di gara, che manderà le due squadre negli spogliatoi al riposo. Il Città di Messina guida per 3-1 in questa 19ª giornata grazie al doppietta Auliera, al gol di Maceli e sul finire alla rete di Muratori per il Giardini. Nella seconda frazione ancora Città di Messina in avanti, c'è un calcio di punizione affidato al numero 11 Gemellaro, che trova un autentico miracolo da parte dell'estremo difensore Sofia. Poi il Città di Messina sfiora nuovamente il gol, stavolta con capitano Panetta, che sul calcio d'angolo è riuscito a trovare la deviazione concreta per trovare il gol del 4-1, gol che arriverà poco dopo con questa invenzione da parte di Venuti. Rivediamo il suo destro che colpisce la traversa per poi insaccarsi. C'era stata la deviazione sotto porta anche del compagno Ivan Fiumara, ma il direttore di gara aveva già fischiato, gol assolutamente da dare a Venuti, che quindi porta sul 4-1 in Città di Messina, che ormai ha chiuso i giochi. Continuano però ad attaccare i ragazzi di mister Fiumara, qui con Auliera che salta un avversario, prova a cercare il fondo, va a scaricare per Gemellaro, che ci prova con il destro, non riesce a trovare però la deviazione per trovare il gol. A risultato acquisito, mister Fiumara fa entrare tanti componenti della propria panchina per cercare di far ruotare il più possibile gli uomini in campo. Ancora Città di Messina, qui c'è il lancio lungo all'indirizzo del neoentrato Gulletta, che ci prova con il pallonetto, viene forse esteso Alessandro Galletta, non è riuscito a trovare però il gol. Ancora cambi nelle fila del Città di Messina,
Adesso è ampio turnover per la formazione di mister Fiumara che continua ad attaccare, il pallone viene sventagliato per uno dei neoentrati, Majorana, che è bravissimo a saltare un avversario, guadagnare il fondo, mettere il pallone in mezzo, arriva la deviazione sfortunata da parte della difesa del Giardini, che sigla quindi involontariamente il gol delle 5-1 per il Città di Messina. Scatenato il numero 16 Majorana, finisce di lì a poco anche la partita a triplice fischio. Il Città di Messina conquista 3 punti che la portano a quota 27 punti in classifica, a meno 5 dal secondo posto. Amici della Wisport, il più cordiale saluto da Antonio Caroe e alla prossima.